Tic-tac, 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 tic-tac. E il marito? Una storia tanto triste quanto vera, tanto bella quanto forte, esce ad aprire il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande. Un'esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza. I protagonisti del palco sono Cesare Boccia e Tiziana Foschi. Lui racconta se stesso, lei la compagna da ormai 24 anni del famoso attore Daniela Spada. Devi stare tranquilla perché tutti i valori delle analisi sono tutti saliti. Va meglio, va molto meglio. Solo che però tu continui a fare i capricci e non vuoi bere. E allora la flebo e non possiamo toglierla, amore mio. Si mettono a nudo svelando le loro fragilità, raccontando come possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro. Ed è anche giusto perché se facciamo tutto come ci pare, no? Via, l'idroterapia, l'ipoterapia, via, mi stai sulle palle, via! In un'alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l'immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita con il suo uomo accanto. Una testimonianza diretta, capace di trasmettere quella forza che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste con gli occhi lucidi e la risata improvvisa, a volte amara, a volte liberatoria. Io a un certo punto ho pensato che non sarebbe stato più possibile, invece... Invece, Eh, invece, eccoci qui. Nonostante tutto, eccoci qui.